assistenziale, ossia la guardia medica. Nell'ambito della programmazione sanitaria regionale non è mai stato previsto e non è previsto oggi nel piano sociosanitario 2012-2016 che il punto di primo intervento di Caule diventi pronto soccorso. Così è per il comune di Cavallino Treporti, così è per il comune di San Michele al Tagliamento e per molti altri comuni. Quanto alla gestione delle emergenze, questa rimane come prima, ascritta esclusivamente alla centrale operativa del 118 e non legata alla presenza o meno del medico di cui si discute. Per le emergenze Caule dispone e disporrà anche per l'avvenire e sempre dell'ambulanza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tutto l'anno, connessa con la centrale operativa. Per il soccorso avanzato, a bordo dell'ambulanza è garantita la presenza di personale altamente specializzato, un infermiere esperto in urgenza e emergenza e un autista soccorritore, le uniche figure professionali che possono prestare sul posto le prime essenziali manovre. Sono loro e non il medico che prestano tale soccorso avanzato. Attualmente nel punto di primo intervento, sede distrettuale di Caule, sono presenti e rimarranno anche tutti i servizi relativi alle cure primarie, all'assistenza domiciliare, al centro prelievi, all'assistenza geriatrica, alla fornitura di protesi e ausili, al CUP, all'anagrafe sanitaria, ad alcune attività specialistiche, al Dipartimento di Prevenzione, alle attività vaccinali e altre. L'azienda sanitaria, in esecuzione della volontà regionale, investirà nel nostro territorio maggiori risorse finanziarie di quelle che erano dedicate al solo medico unico. Da ultimo, in questa conferenza stampa si è precisato che il servizio prelievi è stato pure riorganizzato, ma rimane garantito ogni giorno per tutti gli assistiti, mentre per le donne in gravidanza e minori di età, come del resto negli altri punti di prelievo esterni del territorio, rimane garantito per 2 giorni alla settimana, ogni martedì e ogni giovedì. Il nostro assessorato ai servizi alla persona, con propria nota 12 gennaio 2017, protocollo numero 1060, ha comunque richiesto nel frattempo all'azienda sanitaria i necessari chiarimenti ed informazioni. Con nota 7 febbraio 2017, pervenuta dalla Direzione Generale dell'ULS 4, è pervenuta la seguente risposta. Sull'operatività del punto di primo intervento di Caule. L'attività è garantita 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, attraverso lo stanziamento di un'ambulanza per soccorso avanzato, con a bordo la presenza di un autista soccorritore e un infermiere esperto in urgenza e emergenza. Ciascuna ambulanza della ULS 4, poi ivi compresa quella di Caule, quindi, ha in dotazione anche un tablet che permette di verificare la posizione, i tempi di attivazione, l'arrivo sul target e di comunicare in caso di bisogno con i clinici presenti alla centrale operativa del 118. È inoltre in essa presente strumentazione che permette di trasmettere ECG all'unità di terapia intensiva coronaria in tempo reale nel caso di problemi cardiaci. Anche i pazienti soccorsi dall'ambulanza di Caule vengono centralizzati nel presidio ospedaliero più appropriato per il problema di salute presentato su indicazione della centrale operativa. Durante il periodo estivo, dal 1 maggio al 30 settembre, invece, l'organizzazione del servizio rimarrà invariata rispetto al passato, con il rinforzo di personale e di mezzi già previsti dal programma Vacanze in Salute. Infatti, l'attenta analisi dei risultati emersi dal monitoraggio dell'attività svolta dal punto di primo intervento di Caule nel triennio 2014-2016, quando durante il periodo invernale presso lo stesso era presente un medico nella fascia oraria dalle 9 alle 19, ha fatto emergere l'accesso autonomo di 25-27 pazienti al punto di primo intervento, meno di uno al giorno. Dopo un'attenta verifica delle attività, l'azienda ha rimodulato il servizio sulla base delle esigenze effettive emerse dal monitoraggio degli interventi precedentemente operati. Sull'avvio della medicina di gruppo. La nuova medicina di gruppo sarà attivata nel territorio caulese nei prossimi mesi. Il servizio, garantito da medici di medicina generale già presenti nel territorio della cittadina, sarà caratterizzato da un ampliamento della fascia di apertura all'utenza negli orari giornalieri, con la presenza presso l'ambulatorio di personale amministrativo ed infermieristico a supporto di quello medico. La gestione dei fascicoli sarà informatizzata in modo da garantire la maggiore continuità delle informazioni tra i medici e una gestione più efficiente per le patologie croniche. La medicina di gruppo troverà collocazione nella sede distrettuale di Caule, dove la presenza anche del punto di primo intervento dell'anagrafe sanitaria dei servizi di assistenza domiciliare,
della Guardia Medica e delle attività del Dipartimento di Prevenzione costituiranno una vera e propria cittadella sanitaria presidiata nelle 24 ore. L'attivazione di questo nuovo modello, di cui oggi possono pregiarsi poche realtà venete, permetterà alla collettività di trovare tutti i servizi e le prestazioni sanitarie di base di cui ha bisogno senza doversi recare in strutture diverse. L'attività di urgenza ed emergenza continuerà come prima ad essere gestita al 118, mentre l'assistenza primaria e naturalmente gli utenti che giungeranno in codice bianco saranno gestiti dalla medicina di gruppo, con l'auspicio di aver fornito informazioni adeguate, esaustive, eccetera. Tanto premesso, rimane ferma la volontà di questa amministrazione di realizzare la medicina di gruppo. Venendo al testo della mozione, io trovo vari passaggi sbagliati in questo testo della mozione. Molti errori di impostazione nel primo capoverso. Si parla di riduzione drastica dei servizi sanitari che rimarrebbero garantiti solo in minima parte. Non è vero? Nell'11° capoverso si va a ventilare che la riorganizzazione sanitaria regionale ha inciso sul servizio di emergenza. Non è vero. Al 12° capoverso, laddove si confonde la medicina generale con l'emergenza sanitaria, si definisce non qualificati e non competenti, conseguentemente i medici di Caorle, di occuparsi di tali servizi. Nel 13° capoverso, laddove attribuisce la competenza per il soccorso avanzato d'emergenza al medico, anziché ai professionisti specializzati che ho sopra richiamato. Anche nel deliberato vi è l'erroneità laddove confonde nuovamente la medicina di base con l'intervento d'emergenza, laddove prevede l'istituzione di un capitolo di spesa nel bilancio comunale per finanziare ipoteticamente il servizio medico, che invece contrariamente a carico dell'azienda sanitaria non può essere finanziato dal comune sotto pena di danno erariale in Corte dei Conti. E infine laddove invita il sindaco e la giunta a una scelta politica contraria rispetto a quella di cui non solo la legge regionale, che prende vita la legge Perluzzi, ma fatta propria anche da questa amministrazione comunale, ossia relativa alla realizzazione della medicina di gruppo integrata a Caorle. Quindi tra breve attiveremo la medicina di gruppo, poi diventerà semplice, diventerà medicina di gruppo integrata e quindi grazie al servizio di continuità assistenziale della Guardia Medica diventerà un H24. Il servizio non sarà drasticamente ridotto, anzi per contro sarà potenziato, perché da un solo medico di medicina generale presso di cui passeremo a 6-7 medici di medicina generale, ai quali saranno affiancate anche alcune consulenze specialistiche che oggi noi non abbiamo. Sono interventi? Prego, consigliere Antelmo. Grazie Presidente. Temevo una risposta così come l'ho sentita, la temevo perché immaginavo un arroccamento, e di cui mi dispiace francamente, perché l'intento, come già accennato dal mio capogruppo ma anche dal capogruppo Paolo, è quello di prendere una posizione guerrigliera contro nessuno, anzi il nostro intento innanzitutto era quello di condividere una fatica ascoltata ultimamente da molti cittadini che si sono lamentati con noi, ma certamente anche con voi. La preoccupazione di cui ci stiamo facendo carico vorrei un po' rendere carnale, facendo degli esempi, perché l'impressione che si ha, che io percepisco quando si cominciano a leggere i codici e i commi degli articoli del codice civile e delle leggi regionali di giunta, eccetera, eccetera, è che ci sia un'astrazione del problema. Il problema astratto non tocca nessuno. Il problema concreto è che, secondo me, se non ho capito male, è che il medico non ci sarà più e che i medici di medicina generale si metteranno insieme, hanno anche degli aiuti economici per farlo, quindi faranno questa equipe che però ha un compito diverso rispetto a quello che è il medico del pronto soccorso. Chiamo pronto soccorso per facilità, se non avrei chiamato molto di punti, scusate, possiamo fare.
lasciare facile. E perché hanno un compito diverso? Hanno un compito diverso perché ognuno di noi ha fatto l'esperienza, credo, di andare dal medico di base. Io ci sono stato, ci vado e ci porto anche qualche parente ogni tanto. E mi capita sempre, è un'esperienza molto frustrante, di dover aspettare ore prima di essere accolto dal medico, perché ci sono sempre un sacco di persone che hanno bisogno di essere visitate, sono quasi tutti codici bianchi, quasi tutti hanno bisogno di medicina, quasi tutti hanno bisogno di cure palliative, cure leggere, che so. Ma talvolta è capitato, questo ne sono testimoni tutti i medici, che qualche paziente avesse dei disturbi difficilmente interpretabili, difficilmente diagnosticabili con gli strumenti che il medico di base ha nel suo studio. Allora, in questo caso cosa si farebbe? La cosa che io immagino è che una persona che soffre una pressione al petto, ha una tachicardia, ha un dolore al braccio sinistro, ha un problema che è poco individuabile, diagnosticabile così, che può avere 1000 possibilità. Una volta il medico prendeva, lo diceva vai al pronto soccorso immediatamente, fatti fare un elettrocardiogramma, fatti fare un ECG, fatti fare delle analisi che scongiurano il peggio. Trovavano il signore, l'anziano, andava, si presentava al pronto soccorso, si faceva incontrare il codice bianco, codice rosso, codice giallo, quello che è, e veniva seduta stante, come dire, monitorato da un medico. L'equiparazione del medico all'infermiere, secondo me, è difficile. Io so che ci sono degli infermieri che sono super specializzati e che hanno delle competenze altissime e che ringrazio Dio che esistono sulla terra perché sono molto bravi, ma un medico è un medico, tanto almeno per i 10 anni di studio che ha fatto all'università, almeno per quello, forse solo per quello. Poi non tutti i medici sono uguali, questo lo sappiamo, ma un medico è un medico. Ora, cosa succederebbe? Facciamo un'ipotesi concreta, carnale. Cosa succederebbe in caso in cui questo signore, questo anziano, questo adulto, io andassi dal mio medico e dicessi guarda, mi sento male, ho bisogno di capire di cosa sto facendo. E il medico, non individuando immediatamente il problema, perché non può farlo, perché non ha strumenti diagnostici sufficienti, chiamerebbe il 118. Dice, o mi vede, chiama il 118, io chiamo il 118. 118, se ho la fortuna che sia lì, a Caorle, se ho la fortuna che sia lì, in 5 minuti a casa mia. Se non ho la fortuna che sia lì, lo standard regionale prevede che sia in 18 minuti, ho sentito la conferenza stampa, sono molto colpito, però ci credo. 18 minuti andare, 18 minuti tornare, ammesso che siano 18 minuti, ma non ci credo, sono tanti. Io ovviamente per andare a San Giovanni di Piave, a Portoguaro o a Jesolo non vado con l'ambulanza, non vado con la sirena accesa, quindi vado sicuramente più lentamente, e ammesso che non ci sia nebbia, l'inverno, stiamo parlando dell'inverno, e ammesso che non ci sia ghiaccio, ci metto almeno mezz'ora io. L'ambulanza si metterà 20 minuti perché più veloci, sono più bravi. Io dico, questo tempo qui potrebbe essere salvifico, vi rendete conto? Ci rendiamo tutti conto di questo. Questo tempo qui potrebbe essere salvifico, potrebbe salvare le persone. Ed è questo il punto per cui noi riteniamo che sia importante innanzitutto distinguere i medici di medicina generale che fanno la medicina di gruppo da quello che potrebbe essere un intervento del, tra virgolette, pronto soccorso. Distinguiamo le due cose. Nessuno dice che i medici di medicina generale sia una cosa sbagliata, anzi, diciamo che invece è stato opportuno che quel medico al pronto soccorso rimanesse anche d'inverno. Mettiamo il caso che i medici di medicina generale
generale c'è un altro esempio, siano tutti accorpati sopra l'attuale sede del distretto. Ci saranno gli affollamenti, ci saranno 2 medici per volta, se non ho capito male, 2 o 3 medici per volta che assisteranno i loro pazienti, perché faranno quello, assisteranno i loro pazienti in maniera unitamente, diciamo. Ci saranno 40-50 persone che aspettano, immagino io, è un'ipotesi, no? 30 persone che aspettano. E se dovesse arrivare un'emergenza nel pronto soccorso, quale medico si muove e lascia i suoi pazienti per andare giù? Uno lo fa, uno una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte. I tempi di attesa degli anziani, delle persone che sono lì, diventerebbero, anziché 7-8 ore, diventerebbero 15-20 ore. Facciamo anche dei letti, così magari aspettano il giorno dopo, arrivano. Ma la provocazione che nasce dal fatto che, confrontandomi con qualche medico di medicina generale, mi ha detto che sono in estrema difficoltà a vivere e a pensarsi in una situazione così registrata. Allora l'idea, secondo me, vista la piccola esperienza che ho avuto anche da assessore, è che esistono dei luoghi politici, esistono dei luoghi, è vero che è compito della regione dover ottemperare ai servizi sociosanitari, eccetera, eccetera, è vero, è verissimo, è indiscutibile. Ma è anche vero che esiste un luogo politico che ha il compito di dialogare, cioè di porsi concretamente sulle questioni, perché non tutte le città, come diceva prima il capogruppo Gnolo, e comunque il capogruppo Paolo, non tutte le città sono uguali. Caule ha una specificità. Voi sapete che Caule, per ottenere quello che ha ottenuto, ha lottato politicamente per anni. Ha lottato politicamente per anni per avere anche l'avamposto dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco non sono mica dappertutto, ma Caule, in virtù della propria specificità, a marzo del 2007 ottenne l'avamposto dei vigili del fuoco e si capisce bene perché. Si capisce perché se una casa dovesse andare a fuoco nelle vicinanze di Caule o a Caule stessa, se dovesse partire la pompa dei pompieri, come si chiama, l'autobotte dei pompieri, da strada al cimitero di mezz'ora, e in quella mezz'ora si potevano salvare vite, si può bruciare una casa, si può succedere di tutto. Mentre i 5 minuti di intervento che sono previsti da qui, partendo da qui, sono, come dire, una fonte, un aiuto e un riconoscimento alla specificità che Caule vive. Ora, io non sono dell'idea, ve lo dico in maniera molto complicata, di fare la guerra a nessuno. Io non voglio fare la guerra né all'Astre, e capisco che potrebbe essere controproducente, né tanto meno a questa maggioranza, che secondo me ha colpe relative. Forse non è proprio di colpe. Però la proposta che noi abbiamo fatto, che è una mozione che possiamo correggere, possiamo aggiustare, possiamo riparametrare, sistemiamo, dice, diamoci una mano, perché noi siamo qui non per il nostro interesse, ma per tutelare gli interessi della nostra gente. E secondo noi il medico di base, sebbene abbia 0,8 presenze quotidiane, 26 mensili, potrebbe avere la fortuna, qualora, di salvare una vita all'anno, e poi vale tutto l'investimento del mondo, una vita, anche una di 5, valrebbe tutto. E su queste cose io non capisco la divisione e l'arroccamento ai codici civili, ai commi, alle virgole, francamente io non lo trovo giusto, ecco perché vi invito ad aprire un dialogo costruttivo, capace di riportare magari a tavola la stessa ASL. Anzi, sì, io la butto così, la dico così come la penso adesso. Ma perché allora non vogliamo trovare la nazione?
non approviamo la mozione. Però io invito il Presidente della terza commissione a istituire un tavolo sulla terza commissione in cui ci sia un tempo di 30 giorni. Lei, Presidente della terza commissione, come mi fido di lei, Filippo, ok, della sua onestà intellettuale, le invito a fare un ragionamento di questo tipo. Invitiamo, da questa sera in poi, ci diamo 30 giorni di tempo, okay, se vogliamo bocciare la questione, in terza commissione che è rappresentativa di questo Consiglio Comunale. Invitiamo l'ASL e ci facciamo insieme, che insieme capiamo se esistono gli spazi concreti per poter riaprire la discussione. Perché secondo me non può essere, come dire, chiusa una mozione sì o una mozione no. Io invito a riaprire la discussione, perché altrimenti temo, e questa cosa rischi di, come dire, portare un'onda di popolo di malessere che è notevole, perché io ne ho ricevute molte lamentele, ne ho ricevute molte personalmente, e secondo me è giusto che questo Consiglio Comunale tranquillizzi i propri cittadini dicendo noi ce la metteremo tutta e da qui a 30 giorni, ci diamo un tempo, a 30 giorni decideremo se e come giustificare, se e come chiudere questa partita in maniera positiva per Carlo. Ci sono altri interventi? Capogruppo Fabro. Sì, mi riferisco all'intervento del sindaco. Allora, io interpreto così le parole dette dal sindaco. In sostanza Carlo deve essere contenta perché porta a casa la medicina di gruppo, e il fatto di perdere il punto di primo intervento, un pronto soccorso che dir si voglia invernale, non deve preoccupare nessuno, perché la medicina di gruppo sarà in grado di coprire questo buco. Allora, innanzitutto osservo una cosa: noi siamo senza medico del punto di primo intervento dal 15 gennaio e la medicina di gruppo partirà, che è stato detto lunedì in conferenza stampa dal direttore generale Camezza, partirà a breve, ma non è partita, partirà un giorno, in una data X, speriamo vicina, ci auguriamo tutti, però intanto c'è un buco, okay? E questo mi pare un dato oggettivo su cui non penso che siamo tutti d'accordo. In questi giorni, in queste settimane a Carlo c'è un buco. Si poteva sincronizzare meglio i tempi, innanzitutto. Tant'è vero che un disservizio l'abbiamo già toccato con mano, cioè il fatto che al punto prelievi è comparso questo avviso per cui le donne in gravidanza, i minori dovevano recarsi presso gli ospedali, presso i punti prelievo degli ospedali o presso le strutture private, perché al punto prelievi di Carle non era possibile più offrire questo servizio. Poi si è posto rimedio, adesso si scopre che 2 giorni a settimana, martedì e giovedì, questo servizio sarà nuovamente disponibile presso il punto prelievi di Carole. Bene, quindi siate Carlotti contenti perché arriva la medicina di gruppo, non dispiacetevi perché perdete il punto di primo intervento invernale. È come se a Porto Gruaro, faccio un esempio, arrivasse la decisione dell'ULSS di chiudere il reparto pediatria e in cambio dicessero ma noi vi rafforziamo il reparto ortopedia, lo rendiamo più moderno, più efficiente. Ma sono due cose diverse. La pediatria offre un tipo di servizio, l'ortopedia ne offre un altro. La stessa cosa vale per la medicina di gruppo. La medicina di gruppo offre il servizio in maniera integrata, in maniera potenziata, che fino ad oggi è stato offerto dai medici di medicina generale, medici di base, medici di famiglia, che è cosa diversa rispetto al servizio offerto dal punto di primo intervento. Tant'è vero che d'estate il
punto di primo intervento di Carlo viene riattivato, perché aumenta il carico di lavoro, ma anche perché la tipologia di situazioni gestite dal punto di primo intervento è diversa rispetto alle situazioni che possono essere gestite dai medici di medicina generale. Sostanzialmente allora io traggo una sola conclusione: Caule, con i suoi 175 casi di pazienti che durante l'inverno si sono recati in media negli ultimi 4 anni presso il punto di primo intervento, questi casi sono troppo pochi e quindi Caule perde un servizio. Quindi Sindaco, non può non ammettere che Caule perde un servizio. Certo, guadagna il servizio di medicina integrata, ma è cosa diversa rispetto a quel che perde il servizio del punto di primo intervento invernale. Quindi quando noi diciamo che Caule ci rimette, penso che questo sia un dato oggettivo e non vedo perché, e quindi per questo non comprendiamo l'atteggiamento rinunciatario dell'amministrazione comunale, che pensa di ci dobbiamo accontentare e star buoni e tranquilli perché c'è la medicina integrata di gruppo, sarà integrata intanto una medicina di gruppo semplice, e quindi trascuriamo il fatto che perdiamo però anche qualcos'altro, ok? Perché essere rinunciatari e perché invece non insieme, uniti, rivolgersi alle autorità sanitarie, rivolgersi alla regione che evidentemente ha approvato un piano sociosanitario regionale che esclude il punto di primo intervento, non prevede il punto di primo intervento invernale per Caule, come ha spiegato il sindaco, ma questo piano sociosanitario è frutto di una scelta politica, di una decisione politica. Non è deciso dal Padre Eterno, non c'è una volontà divina, immutabile a cui ci dobbiamo adeguare, è una scelta politica. Quindi il comune, che deve essere il portavoce dei cittadini, il sindaco in primis, perché non fa sentire la sua voce quando si scopre che il punto di intervento invernale verrà chiuso, perde il suo medico? Noi invece siamo abituati a sentire i sindaci delle città, ad esempio, che hanno degli ospedali, quando questi ospedali hanno la prospettiva di essere di perdere pezzi, di avere chiusure, di reparti, eccetera, i primi a farsi sentire sono i sindaci di quelle città, in quanto portavoce dei cittadini, portavoce degli interessi della collettività. Perché noi non possiamo fare altrettanto? Questa è la cosa che onestamente ci sfugge. Allora, la mozione, abbiamo capito, non verrà approvata dalla maggioranza. Anche noi sottoscriviamo, certo non ce la mettiamo via perché pensiamo che non basta non approvare la mozione proposta dalla minoranza per risolvere il problema rimane. Quindi il Consiglio Antelmo ha fatto una proposta, una possibile soluzione, diamoci un tempo massimo di 30 giorni, affrontiamo il problema, guardandoci negli occhi di petto, guardandoci negli occhi con il direttore dell'ULS, Bravezza, con l'assessore alla sanità della Regione Veneto, cioè non poniamoci limiti e facciamo sentire forte e chiara la voce del comune, che non può essere rinunciatario e dire vabbè, accontentiamoci, questo è quello che passa al convento, la carta è stretta, certo. Dirò di più, non sta scritto da nessuna parte che Caule non possa meritarsi un pronto soccorso, questa volta nel vero senso del termine, pronto soccorso estivo, perché una località turistica che nell'alta stagione, nei momenti di punta, raggiunge 100.000 presenze, 100.000 individui presenti sul territorio, è una città più grande di certi capoluoghi di provincia della regione Veneto e quindi si merita a tutti i numeri per meritarsi un pronto soccorso estivo. Però su questo nessuno sembra che ce la siamo messa via, nessuno. Perché? Perché il piano sociosanitario regionale non lo prevede, vabbè, grazie tante, ma bisogna fare battaglia, bisogna farsi valere. Esiste una conferenza dei sindaci, per dire, Jesolo, nonostante ogni
periodicamente ogni tot si parli di chiusura dell'ospedale di Jesolo, si parli di chiusura quindi anche del pronto soccorso che sta in quell'ospedale. Nonostante tutto è riuscita a tenerlo in vita questo presidio ospedaliero che contiene un pronto soccorso vero, non un punto di primo intervento. Pertanto diciamo che siamo un po' debolucci, sindaco e maggioranza, siamo un po' indifesi se dobbiamo, come dire, adattare alle decisioni che arrivano dall'alto, perché siamo piccoli, perché dobbiamo stare buoni. No, non stiamo buoni, facciamo sentire la nostra voce. Consigliere Interno, prego. Grazie Presidente, volevo solo aggiungere un fatto che mi colpisce. Il tema della medicina difensiva, la conoscete tutti la medicina difensiva? Cioè oggi il medico di base, generalmente qualsiasi medico, è costretto, ora di essere denunciato, a fare un sacco di analisi, perché altrimenti se le cose vanno male, come purtroppo capita, questi ricevono un sacco di denunce. Quello che capiterebbe in una situazione come questa, probabilmente, è che chiameremo 100.000 volte al giorno il 118, che nessuno vuole assumersi responsabilità. Che significa che i costi di 60.000 euro dell'ambulanza che va su e giù, potrebbero essere raddoppiati semplicemente solo dal costo della benzina quasi. Questo è un problema molto vero. La medicina difensiva, per cui oggi tutti siamo vittima, e per cui il tentativo è sempre quello di dare la causa, la colpa a qualcuno, rischia di inficiare il buon tentativo che qualcuno vorrebbe, o la buona giustificazione che qualcuno vorrebbe darci dicendo che tanto l'ambulanza c'è, il 118 c'è la Strokio, ci sono gli infermieri. Ecco, teniamo presente anche questa cosa che non è uguale a zero, secondo me. Grazie. Altri interventi? Lascio la parola al sindaco. Allora, tutte le censure che la minoranza ha proposto, mi pare di aver già risposto nel mio intervento, quindi non entro più nel merito, nel dettaglio delle ragioni della riorganizzazione sanitaria, della scelta politica che è stata fatta dall'azienda, dalla regione e anche da questa amministrazione comunale. Al posto di un medico, vi ho detto, ne metteremo 6-7, sono 3-4 contemporaneamente. C'è un errore di fondo all'intervento del consigliere Antelmo, che mi pare, se non ho capito male, dice ci sarà una resta dei pazienti nei piani superiori dell'intervento. No, non è vero, non ci sarà resta dei pazienti. I medici non rinunciano all'ambulatorio, i medici tengono il loro ambulatorio dove ce l'hanno e fanno il loro servizio normale di ambulatorio. Negli orari in cui non fanno ambulatorio sono integrati nella medicina di gruppo presso il PPI. Questo è un errore di fondo, quindi la ressa rimane agli ambulatori dei medici, non al punto di primo intervento dove i medici vanno a fare codici bianchi. E poi sento il capogruppo Fabro continua a dire che abbiamo il PPI, abbiamo preso il PPI, insomma io non sto qui a rileggere tutto quello che ho letto sulla riorganizzazione. Certo che ci prendiamo i 30 giorni, ne prenderemo probabilmente anche 40-45, ma non perché attiveremo, secondo me, per decine il Presidente della Commissione, un lavoro di commissione. Prima attiviamo la medicina di gruppo a cavolo e poi vediamo se permangono delle criticità. Se permangono delle criticità inizieremo dei lavori, andremo in conferenza sindaci sanità a proporre. Secondo me le criticità non ci saranno, sarà scommessa, lo vedremo. Ci sono altri interventi? Prego. Io vorrei che fosse votata la proposta che ho fatto io vorrei che fosse votata, cioè vorrei che la mia proposta di aprire in terza commissione un punto di dialogo rappresentativo di questo comune, di questo consiglio comunale con l'ASL, vorrei che fosse votata. Grazie. Allora, sentito il segretario generale, mi pare che non trattandosi di emendamento alla mozione non può essere messa di voti questa proposta.
Miollo. Proposta di emendamento. Allora si propone di emendare la proposta di mozione con un punto che vede di porre a votazione, eliminare la proposta di delegare la terza commissione consigliare ad aprire immediatamente un tavolo di confronto con l'ASL 4 e l'AS 4 e darsi un tempo di 30 giorni per decidere sull'oggetto della mozione stessa. Una precisazione, in quale parte della mozione va inserito l'emendamento? Stracciamo la parte finale della mozione, quindi le ultime 3 righe della mozione, sono sostituite